Tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di martedì 7 luglio. Prima corsa riservata a cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 7 dietro l'autostart. Baiardo ok, Boato di no, Bruno Ska, Bella degli Dei, Brivo di Elite, Brio Ban in seconda fila, Bomber B. Rimane discosto proprio Bomber B e sbaglia invece numero 3 Bruno Ska, c'è lotta per il comando con Bella degli Dei che conquista subito la testa e conduce quindi sulla piegata. Bel lancio di Bella degli Dei che è andata subito a condurre. Andrea Farolfi in sediolo, in seconda posizione c'è quello che è l'avversario dichiarato Brivio d'Elite, poi gli altri leggermente più discosti. Intanto 28,9 per i 400, quindi misura piuttosto svelta per il primo quarto di gara. Si mantiene in vantaggio Bella degli Dei, Brivio d'Elite in seconda posizione, cerca di rientrare sotto anche Baiardo ok, poi gli altri, con in coda Bomber B dopo una partenza molto cauta. Intanto 45,4 il passaggio ai 600 metri e non cambia nulla se non la progressione esterna da parte di Baiardo ok che anticipa Brio Ban. Intanto gli 800 se ne vanno in 1,5. Baiardo ok all'esterno cerca di avvicinare Bella degli Dei quando siamo ormai all'altezza del chilometro. Bella degli Dei lo può percorrere nell'ordine del 1,17 netto. Insiste però Baiardo ok che va con decisione sulla femmina, mentre a contatto si mantiene Brivio d'Elite. Brio Ban non tiene il ritmo, gli altri sono un po' più indietro. 400 metri alla conclusione con Bella degli Dei che riprende vantaggio su Baiardo ok che con il sopraggiungere della curva ha avuto un attimo di impasse. Intanto Numero sbaglia 7, Bomber B squalificato. e siamo al completamento della piegata. In seconda posizione rimane Brivio d'Elite, retta d'arrivo con Bella degli Dei in vantaggio. All'interno lo scatto di Brivio d'Elite, ci prova ancora Baiardo ok, ma nel finale Bella degli Dei in grado di concludere agevolmente per vincere molto nettamente. Secondo posto per un Baiardo ok in ripresa dopo l'errore del rientro, e al terzo finisce Brivio d'Elite. 1,14,9 con 29,6 a chiudere, ma vittoria praticamente mai in discussione perché con bella lungo finale Bella degli Dei e Andrea Farolfi emergono netti sul traguardo. Training di Mauro Baroncini, la quota al totalizzatore da favorita 2,67.